Buonasera e ben ritrovati amici di Terzo Tempo. Questa eccellenza non è finita, anzi c'è un'ultima grande sfida a Pordenone LME a Monfalcone. Ne parleremo del San Luigi retrocesso in Serie D, parleremo degli ultimi verdetti che devono arrivare, si gioca ancora da mercoledì a domenica, parleremo delle promozioni dell'ultimo turno di campionato e poi le ultime nomination di stagione, gli ultimi protagonisti che dobbiamo scegliere, perché noi vi abbiamo raccontati tutto l'anno, però non è ancora finita, c'è ancora molto da raccontare in questa stagione bellissima. Quindi riassunto di giornata e partiamo. Sigla. E la madre di tutte le partite oggi era Pordenone UFM. Troppo Pordenone per questo Monfalcone. Fin da subito si è avuto l'impressione che ci fosse più Pordenone. Sa di beffa questo risultato, purtroppo in questa partita siamo un po' mancati. Io ci ho sempre creduto, sinceramente ci ho sempre creduto. Siamo primi. A pari, ma siamo primi. Credo che disputeremo un grande spareggio. Uno spareggio che deve arrivare per l'eccellenza, invece c'è stato lo spareggio per la salvezza in Serie D. Dispiace molto perché volevamo almeno provare a giocarci il play-out. Prima promosso l'Union Pasiano. E quest'anno appena tornato non avevo dubbi di come fosse finita. Qua siamo nel girone C e festeggia il Butrio. SM Gradisca sale in seconda categoria e supera all'ultima curva, incredibile, il Vesna. Por favor, bebe, oh, bebe col tapon. Visto il periodo di festeggiamenti abbiamo deciso di chiudere con un consiglio saggio di Ermacora. Ben ritrovati a Terzo Tempo, partiamo con tanti verdetti da commentare, lo faremo con i nostri ospiti. Simone Fornasiere, ben ritrovato Simone, ciao. Buonasera. Bentornato Nicola Paolini. Buonasera a tutti. Ho bisogno di nomi forti per quest'ultima puntata, sì, ultima puntata, non ultima in generale, ultima riferita al campionato. E la mia coppia di mister, Stefano De Agostini. Buonasera Massimo. E Ermanno Tomei. Ciao Massimo, buonasera. Allora, l'argomento di giornata, vabbè, su. No, io scelgo il 2. Cosa sei? Ah, San Luigi. San Luigi perché sono davvero sportivamente dispiaciuto, perché certo. Speravo, come ha detto Giovannini, che almeno si giocassero play-out. Certo. E tu Nicola, che Anche io mi allineo. Vuoi parlare di San Luigi? Va bene. Dea? Trasmetto un sentimento, insomma, che di dispiacere. Veramente mi dispiace, ma tanto anche per il Friuli, ci troviamo con una squadra, cioè il vero ragionamento è che ci troviamo con un'altra volta a giocare con 3. Sì. A 4 perché c'è la Triestina quest'anno. Non si sa, forse. E poi c'è un playoff di eccellenza comunque. Vabbè. Però abbiamo una forte che va al play-off quest'anno. Questo è vero. Una o l'altra è forte. Allora, mister Tomei, non ti chiedo l'argomento. Spareggio. Spareggio? Sì. Cosa spareggio? No, dico l'argomento. L'argomento per me. L'argomento, no, ma io non ti chiedo quello, io ti chiedo, siccome mister Tomei dovete sapere che vuole un po' ultimamente sfuggire dal tema, no? Allora io ti chiedo questo. Io ti faccio una domanda, se sei disposto a rispondere alla mia domanda ci sarà il tema di Tomei, altrimenti salta. La mia domanda è: perché il San Luigi è retrocesso e perché l'UFM è arrivata terza? Sei disposto a rispondere a questa domanda? No, non ho problemi io. Allora stacchetto, tema di Tomei. Questo è mio, Sì, però appunto. io... Che imboscata, sì, allora siccome voglio sapere perché, secondo me il tema più importante oggi è perché è retrocesso San Luigi e perché l'UFM è arrivata terza. Allora, retrocesso San Luigi perché la Serie D è matematica. Per me 99 volte su 100 1 più 1 fa 2. Quindi tanto spendi e tanto ottieni, soprattutto quando si parla di zona salvezza.
Quindi è solo questione di economia per questione costruire la squadra. di Sky. Tutto lì. Questione di Sky. E qualcuno non è d'accordo sul primo perché? Ma insomma, è anche secondo me questione di Sky. È solo questione di soldi. Dici? Solo quello. Dici. Solo questione di soldi. Se tu spendi, non facciamo cifre, se spendi 2 non puoi salvarti, se spendi 5 puoi pensare di salvarti. No, l'unica cosa va detta che effettivamente la Serie D, soprattutto la zona di ritorno, è quasi un altro campionato. Spesso squadre si rinforzano, su questo un po' il San Luigi è mancato e ha pagato effettivamente un giorno di ritorno un po' più in sofferenza rispetto al giorno di andata. Non credo che il Mai Alta Obermais abbia speso 6. Però si è rinforzata a dicembre. No, infatti stavo venendo con te, Nicola. Dicevo, si sono rinforzati bene, hanno messo dentro 4 pezzi di categoria, però... Ma eravamo partiti all'inizio dicendo appunto che il San Luigi si salvava solo attraverso un miracolo sportivo. Allora, secondo me, sì. Eravamo partiti così noi all'inizio. Però c'è anche l'altro perché, dimmi idea. No, volevo dire solo che il campionato di Serie D più dall'eccellenza c'ha 29-30 partite più 4. Quelle 4 ultime sono un altro campionato ancora. E deve arrivare preparatissimo. Allora, ci torniamo. L'altro perché l'UFM è arrivata terza? Perché non ci ha mai creduto veramente, secondo il mio punto di vista. Sempre vediamo se arriviamo primi bene, se noi stringiamo la mano agli avversari, non abbiamo l'obbligo di vincere, non siamo partiti per vincere. Sono tutti messaggi, secondo me, che poi alla fine vai a pagare. Qualcuno vuole rispondere? Sarà un argomento, poi ovviamente... Ma io non sono molto d'accordo, perché secondo me il messaggio del Monfalcone, soprattutto negli ultimi mesi, era il messaggio del Monfalcone che voleva vincere. L'ultimo mese, l'ultimo mese, perché fino a un mese fa lo stesso Zanuti ha sempre dichiarato se vinciamo bene, se no stringiamo la mano ai nostri avversari. Lui, il presidente, ha sempre dichiarato questa cosa qua. Si vede anche dal modo come hanno anche risultato, quando volevano star lì, eccetera. Sicuramente forse la rosa è un po' più corta delle concorrenti e hanno pagato, sono arrivati un po' anche il fatto, il peso di stare sempre davanti, può aver inciso, ma non che loro non volessero andare su, anzi. Non è che non volessero, non ci hanno mai veramente creduto, secondo me. Anche loro fatica al giorno di ritorno. Dicembre Pordenone 10 punti in meno, finisce il campionato, hanno 2 punti in più il Pordenone, quindi vuol dire che anche loro nel momento in cui, ribadisco, io non parlo in generale, certe partite non sono per tutti. Ok, 40 punti è il Pordenone al girone di ritorno. Chiaro che vuol dire. Certe partite sono i due argomenti principali. Un numero solo al volo, l'LME da quando è arrivato il Barbiere ha fatto 14 punti in più del Monfalcone. Ok, sono tutti argomenti che torneranno nel corso di questa puntata, ma riavvolgiamo il nastro dei perché con il San Luigi. Ha cercato di rispondere ad alcuni perché nella puntata dedicata alla Serie D il presidente Peruzzo, e sentiamo cosa ha detto a Francesco Vitturi. Molto triste perché analizzando la stagione non trovo un punto dove dire abbiamo sbagliato, però non trovo un punto per dire ha sbagliato l'allenatore, no, hanno sbagliato i giocatori, no, cioè qua secondo me tutti quanti abbiamo dato quello che potevamo dare, e indubbiamente vuol dire che per fare questo campionato non siamo riusciti a dare quello che era necessario. Fin fine siamo belli, siamo bravi, ma abbiamo perso, quindi il voto è negativo sicuramente. Avevamo parlato diversi mesi fa e vedeva la luce in fondo al tunnel, la possibilità di salvarsi per il Sandro. Sì, ma io ero convinto, ero convinto. Poi le ultime, dopo la partita del Brian, devo dire la verità che abbiamo avuto un calo mentale, un calo fisico. Da parte mia sicuramente rimane a Poce. Ritengo che sia l'allenatore giusto per noi. Ripeto, non, come tutti ha fatto gli errori lui, come più grandi li ho fatti io, però chi lavora sbaglia, e quindi però è un uomo di società, un uomo che ci vogliamo bene, ma non solo io e lui, ma penso tutta la società, e lui altrettanto alla società.
Questo è Ezio Peruzzo. Dea, cosa ti... Capelli o capelli? Sì, no, dai, shampoo, dai, presidente che parla così, ragazzi, cosa vuoi? Dai, bravo, basta. Non ci sono tante altre cose da dire. A me è piaciuto tantissimo. Cioè, cosa in particolare? Si prende responsabilità, non è colpa degli altri. Mette in primis lui, dice tutti abbiamo dato quello che potevamo dare. Sarà vero o non sarà vero? Non lo so, però insomma, gran presidente, dai. Conferma praticamente Poceco, poi vedremo cosa sarà il futuro. Ha detto anche per il futuro non abbiamo ancora le idee chiare, è ancora un po' presto, insomma, devono capire come comunque è una botta comunque. Beh sì, perché lo ha detto, no? C'è stato quel momento che ci hanno creduto, no? Soprattutto la retrocessione anche 2 giorni dopo non snatura quello che è il San Luigi, dice ripartiremo, siamo questi, teniamo Poceco, ha ribadito è un uomo della società, ci vogliamo bene, quindi questo era il San Luigi che un anno fa festeggiava per la vittoria dell'eccellenza e questo è San Luigi che un anno dopo purtroppo amaramente deve dire compiamo il passo indietro di categoria. Si ferma a marzo il momento top del San Luigi e poi comincia la discesa. Fa riferimento alla partita col Brian Legnano. Nicola Paolini, tu che questa categoria l'hai frequentata da protagonista, aver preso 6 gol forse ha fatto perdere, poi ha fatto venire paura a questo San Luigi della categoria, più di quella che poteva avere. Allora, sicuramente ha inciso, perché anche se poi si cerca sempre di ripartire, di resettare, perché sono le ultime partite, sono un po' tutte finali, ma ha inciso la fiducia, perché io poi ho sentito anche dei ragazzi che dicevano, beh, ma insomma, la squadra è un po' troppo forte per noi, però 6 gol io poi c'era a vedere quella partita anche, è mancata anche un po' di reazione nervosa, no? Perché al 4º gol uno comincia anche a reagire in maniera magari anche un po' più determinata, ma lo deve fare perché deve dimostrare che invece su quel passaggio lì probabilmente hanno sicuramente subito. Poi le partite successive anche perché poi loro sono sempre stati dentro i play-out, addirittura a momenti anche fuori. Da febbraio guardavano... Esatto, e poi sono proprio... ma non hanno avuto... Non sono più riusciti a ritrovare una vittoria che gli riportasse quel livello di fiducia di febbraio/marzo. Io anche una vittoria sporca magari. Sì, no? esatto. Faccio un passettino indietro ancora alla partita col Brian io. Quando loro vincono a Calvi, che poi è stata l'ultima, la domenica dopo mi pare hanno il Campo d'Arsego in casa e con quella vittoria lì loro avrebbero addirittura scavalcato il Campo d'Arsego e lì loro hanno perso e secondo me... Poi il 6-0 col Brian c'è poco da fare, è stata una mazzata per loro tremenda. Ovviamente in bocca al lupo al San Luigi, siamo certi che con un presidente così saprà come ritrovare le idee chiare per essere protagonista in futuro. Certo è che, come abbiamo detto, la Serie D resta un tema, lo ha detto anche nell'intervista ampia che abbiamo proposto, è da capire, no? Come fare. Forse questo anno ha detto che per il San Luigi resta una categoria proibitiva perché il risultato finale ci sono anche sempre allenati di sera loro, mi sembra. Quindi... è una categoria complicata, lo sapevamo, ha lottato, è stata comunque brava a provarci, però come ha detto anche Peruzzo alla fine il risultato è negativo. Non c'è niente da fare. Sì, sei un po' fatalista in questa lettura, mister, ma è così. Non c'è nulla da fare, cioè, noi ci attacchiamo al fatto che ha perso col Brian Lignano, che poteva reagire, che problema tecnico, problema tattico, problema fisico. Certo. Sono tutti problemi, tutti messi assieme. Quando si va in Serie D con quei presupposti retrocedi. Non puoi competere, no? Piano piano diventa... no, e se lo fai, se ti salvi, fai l'impresa della stagione. Perché fai l'impresa ci voleva un miracolo sportivo. Certo. Quello che ha fatto il Tor Viscosa 3-4 anni fa. Che poi si è salvato lo spareggio, I play-out. Sì, col Portogruaro, ma si è salvato però. Sì, ma quello che devi fare, sì. Perdonami, però un gran bel risultato, ma per il San Luigi aveva altri presupposti, secondo me. Cioè, quel Tor Viscosa aveva un po' più strutturato. Dici? Beh, c'era un Medolini è stato un presidente importante e poi si è disimpegnato, ma economicamente... Sì, non aveva fatto follie quell'anno. Che Medolini sia un presidente di Stato importante... però partiamo da dietro. Il Tor Viscosa ha giocato l'eccellenza per vincere l'eccellenza.
Il San Luigi ha giocato l'eccellenza e ha giocato per vincere le ultime 10, diciamo. Sì. Quindi è chiaro che non era neanche strutturato prima per... Serie D che si è chiusa per il San Luigi, non ancora... Posso aprire una parentesi al volo proprio così? Velocissimo, se non riuscirò mai a far tutto. Parliamo del Brian dopo, il Brian Lignano? Sì. Apro dopo allora. Sì, perché l'eccellenza si è chiusa per il San Luigi, non per il Brian Lignano che in campo venerdì, quasi sicuramente venerdì, a Chioggia, ha dovuto subire una settimana di rinvio per problema di questi inadempimenti a livello burocratico. Però sentiamo cosa ci ha detto. Sabato eravamo a Piacenza a seguire la Juniores, cosa ci ha detto il presidente di Zeno Roma su questo rinvio. È una ferita che mi disturba molto perché è totalmente inaspettata e sinceramente anche i ragazzi che erano pronti per il playoff 24 ore prima, 48 ore prima beccarsi questo stop, e dopo mi dà un grandissimo fastidio alcune voci che girano perché sembra che la nostra società sia stata inadempiente, cosa che assolutamente non è. La nostra è una società sana che paga regolarmente tutti i giocatori e quindi per un discorso merito di burocrazia, per un ritardato invio della documentazione di qualche giorno, io trovo anche estremamente fastidioso che stiamo qua a parlare di queste cose. Ecco. Ha dato molto fastidio perché noi eravamo veramente carichi, contenti, andavamo lì per far partita, per provare anche a vincere. Sinceramente ci ha disturbati, però cosa possiamo farci se hanno deciso così, aspettiamo, però diciamo la ritengo una piccola onta su un campionato bellissimo disputato e mi ha disturbato molto sta cosa. Prima di sentire la tua parentesi farei fare una precisazione, visto che Paolini su questi temi è un professore. Cosa dobbiamo precisare? Perché insomma poi tutti dicono ma perché il Brian hanno rinviato, ma allora che problemi ha? E abbiamo sentito il Presidente, un'onta sul lavoro splendido di una società che sta facendo benissimo non solo dal lato sportivo, abbiamo sentito il suo dispiacere. Cosa li hai proprio difesi tu nel caso, no? Perché ho letto il dispositivo. Li ho difesi e allora, semplicemente è successa una cosa, che quest'anno le norme sono un po' cambiate, è uscito questo comunicato ufficiale, ancora a giugno 2025, dove dice che entro il 31 di gennaio devi depositare le liberatorie di tutti i calciatori e allenatori dei pagamenti effettuati entro il 31 di dicembre, quindi il primo semestre, no? Dopo ti danno un mese, al 31 gennaio tu devi depositare le liberatorie, c'è questa PEC dove partono le liberatorie. Il Brian Lignano ha pagato tutti, compreso l'allenatore, nei termini, proprio regolarmente. Quando c'è da rinviare queste liberatorie, purtroppo per un motivo, insomma, o hanno sbagliato disattenzione, non si è caricata una liberatoria. Che l'anno, lo dico perché poi anche le sentenze sono pubbliche, quindi uno le può leggere, e hanno corretto subito il 5 di febbraio, la Coviso lo stesso segnala che mancava una liberatoria, la Procura federale fa le indagini, manda la conclusione delle indagini, noi ci difendiamo immediatamente alla fine della conclusione delle indagini dicendo cara Procura, qua ti do i bonifici, abbiamo pagato, anche perché il presupposto dice, poi magari do la specifica alla fine quello, e la Procura federale, che obiettivamente è imbarazzante, possiamo dirlo per come si è comportato in questo caso, fa il deferimento comunque e nel deferimento chiede 6 punti di penalizzazione perché dice manca la liberatoria e il comunicato nella sanzione dice che i punti di penalizzazione andranno applicati per ogni mensilità non pagata, non per tecnicamente la liberatoria non presentata. O meglio, se non la presenti, dopo devi fare l'indagine se effettivamente hanno pagato o no. Certo. Il tribunale ci dà ragione e dice effettivamente è un errore formale, non possiamo dare penalizzazioni. Cosa fa la Procura federale? Fa appello. E questo appello che ha portato al rinvio, perché giovedì, ci sono dei termini. E giovedì avremo l'udienza e quindi la Lega dice io non posso far giocare il Brian Lignano prima dell'appello, perché se per caso la Corte federale lo penalizzano mi cambia tutto lo scenario e questo è successo. Caso improbabile che però fino a giovedì. Però la norma dice questo, probabilmente è il primo anno che c'è, io ho parlato poi anche in Lega a Roma e anche loro hanno detto probabilmente il prossimo anno almeno nel testo andrà migliorata, però ciò che è grave che la Procura invece di fermarsi e dire insomma dobbiamo valutare la questione sostanziale, no, dice ma manca la liberatoria e via. Scusa però posso?
per far chiarezza, però poi qualunque sia la decisione giovedì, teoricamente per una parte o per l'altra c'è ancora un grado di appello, c'è il collegio di garanzia, no? Eventualmente. Ci sarebbe il collegio di garanzia dello sport presso il CONI, terzo grado, sì, 30 giorni, però io ho parlato... Ma ne parliamo di casi gravi? Cioè no, lo puoi fare lo stesso, sì, tecnicamente lo puoi fare. Però non penso che andranno ad appellarsi la procura potrebbe farlo. La procura è quella che sicuramente può farlo. Con la Lega, con i responsabili, e mi hanno detto che se anche il secondo grado di giudizio sarà a favore di, fa fare i playoff lo stesso e dopo come si vede. Ma quello che resta di questa vicenda, a parte le spiegazioni dice Simone. No, ma quello che resta è quello che dice il presidente che si impegna a paga regolare, poi gli capita il caso e le voci corrono e qualcuno può dire che anche il Brianlignano allora non ha pagato. È questo che dà fastidio. Bisogna ricordarsi che chi fa le leggi, le regole, deve ricordarsi di tutelare queste società, questi presidenti. Per i campi girava questa voce. E tu capisci? E dopo quello che ha fatto un presidente come Zeno Roma e tutta la sua società. Ma comunque ci sono due cose però secondo me sono gravi. La prima è che tutta questa multa, deferimento, perché hanno preso 5.000 euro di multa, è previsto è pubblico, quindi non è che... E quella è rimasta. Fosse che, ma poi fosse che tu non hai pagato, ma tu hai pagato, hai consegnato una carta tardiva, e poi dal 31 gennaio aspetti a maggio con i casi che ci sono in giro per l'Italia. Ma poi 5 mesi dopo decidi la settimana prima del playoff. Va bene, non entriamo. Quello è un altro problema, che la Lega si è un po' risentita su questo, dicendo la procura non può arrivare all'ultimo a fare. Era da febbraio che poteva abbiamo fatto un po' di chiarezza, almeno ci sembrava corretto. Non ho più voglia. Non vuoi più parlare? Non ho più voglia. Dopo la spiegazione di Nicola mi è passata tutta la voglia. No, dai, no. Su che tema era? No, sempre il tema del Brianlignano, chiudo parentesi direttamente. Dopo quello che ha detto Nicola, c'è un terzo perché. C'è solo da chiudere la parentesi e basta. Perché ti ha dato quello che serviva. Le spiegazioni, tutto quello che devo sapere, l'ha detto lui. A proposito di appuntamenti, Brianlignano, c'è giovedì questo... Giovedì mattina, però intanto le società si sono accordate, vediamo la grafica degli appuntamenti di questo fine settimana. Si gioca ancora, in teoria venerdì alle 20 a Chioggia Unione Brianlignano in attesa di ufficialità, e quindi parte questo playoff, ma soprattutto attenzione, ci sono gare decisive, sono finiti i campionati, ma guardate cosa accade, che settimana per De Agostini che andrà su tutti i campi, Rivigliano Castionese, spareggio, salvezza di prima categoria, domani a Rivolto, tra l'altro con Rivigliano che pensava di essere salvo. Clamoroso. Rivigliano pensava di essere salvo, possiamo dire Belleri festeggia l'addio al calcio prendendosi l'ultimo giallo e non potrà giocare lo spareggio. Sì, è così. Questa è l'attenzione ai comunicati, ragazzi. Qua ti giochi una stagione tu per aver mal interpretato. Ma poi è clamoroso, mi permetto di dire, è clamoroso quando abbiamo avuto una settimana prima il caso identico del San Luigi che è andato allo spareggio per lo stesso identico motivo. Facciamo chiarezza in nome di Dio: quando c'è una promozione o una retrocessione non si guarda mai la classifica. Anche il fenomeno che la domenica era a Fiume, ho detto no, salvo San Luigi. Sì, per la differenza della rete, fatto che il fenomeno sbagliato completamente. No, se arrivi a 3 fai la classifica Vulsa a 2. Io l'ho detto subito a Luca Trevisan, guarda che se pareggiate e andate fuori forbice, fate spareggio, non c'è. Rivediamo la grafica degli appuntamenti, si parte domani allora con Rivigliano Castionese, poi c'è anche l'Under 15, bella il titolo da decidere di Cernis Muzzano Donatello. Sapete che noi il giovedì diamo lo spazio al calcio giovanile, la seguiremo, poi aspettiamo che torni in campo il Brianlignano. Di sabato play out e play off di promozione, si gioca tutto di sabato, di domenica ci sono i play out di eccellenza e poi play-off e play-out dalla prima alla terza categoria. Attenzione che domenica c'è anche Ufisonso, spareggio per il titolo, tutte e due promosse, ma per decretare la prima c'è questa curiosa sfida Ufisonso a Romans, Fiume Brogorizia, Fontana Fredda, Rive Fraibano. Giro di opinioni veloce, come vedete i play-out, e poi entriamo nel tema Pordenone, LME, insomma è l'ultimo grande scontro. Non me ne vogliono, ma di quelle 4 lì io domenica ho visto un Fontana Fredda vivo, quindi credo che per il Rive possa essere Fontana una montagna... Fredda favorito da una parte, quindi per te Gorizia, Fiume Gorizia? Il Fiume non arriva nel migliore dei modi, arriva in cerottato vero,
Tu come la vedi? Vedo un po' davanti il Fontana Fredda contro Rive e anche secondo me il Gorizia è in scia, è delicatissimo. Anche se hai 2 risultati su 3, il Fiume. Sì, perché... il Fiume, Fontana Fredda partono avvantaggiate perché possono, oltre a vincere naturalmente, possono pareggiare nei tempi supplementari. No? Se si pareggia nei regolamentari, si va ai supplementari con pareggio e salva la squadra in casa. Però questo campionato ha detto che ci sono, il Fiume hai visto cosa è successo? Delusione è il modo più assoluto. È una squadra catastrofica. Sì. Ed non c'è nient'altro da dire. Ed è difficile adesso. Adesso dico la mia, tanto io non ho niente da perdere, quindi la dico senza nessun problema. Il Fiume rischia seriamente di retrocedere per un solo motivo, perché il Pro Gorizia in panchina c'è un allenatore, il Fiume non ce l'ha. O comunque è un allenatore. No, non ce l'ha perché non è un allenatore, cioè è un allenatore, ma non ha mai allenato. No, chiaro. Allora ha uno meno esperto, dai, è brutto dire non ha un allenatore. Scusa, aspetta, appunto, perché magari che non si fraintende. Ti ascolta, non ha un allenatore in quel senso, una persona che non ha mai allenato, ha fatto la juniores, ha fatto le giovanili. Avresti tenuto Muzzin? Sì, tutta la vita. O forse era da cambiare prima. Ma ecco, bravo. Dopo 5 sconfitte, l'allenatore 6 sconfitte, l'allenatore va cambiato. Dea, è così, arrivano ai playoff, ai playout con queste situazioni. Io li ho vissuti 2 anni e credo che sia, per chi li fa, la settimana più tesa di tutta la tua vita, perché veramente bisogna provare per capire cos'è, quindi è difficile dare veramente in questo caso un giudizio, perché dipende dal grado di tensione che vivi durante tutta la settimana. Dove li hai vissuti 2 anni play-out? Io ho fatto uno col Tamai e uno con l'Opitergia. Pensavo... però li ho vissuti, quindi so cosa vuol dire. Comunque si può dare il ruolo di favorite, perché il campionato ha parlato in questo ultimo mese, ha dato delle indicazioni, no? Poi è chiaro che in queste partite dare il pronostico può essere ribaltato, però quella è la sensazione, ma in quella grafica ovviamente spicca centralmente, è inutile negarlo, Pordenone-LME, la partita che chiuderà una stagione clamorosa dell'eccellenza. E allora riprendiamo in mano questo finale dell'eccellenza. Prima di proiettarci allo spareggio bisogna fare un bel riassunto di quello che è successo quest'ultima domenica. Servizio. Un campionato così non poteva finire domenica. Serve un ultimo decisivo atto, lo spareggio a Monfalcone, il campo della capolista di quasi un'intera stagione, che lì ha superato nell'ordine Pordenone, Tamai e LME. E oggi da terza è la grande esclusa. Sul suo campo si gioca la Serie D, l'LME che sembrava KO con la sconfitta del 19 aprile. Monfalcone ha sorpreso, sognato, poi ha convinto, ma non ha chiuso i conti. Ora fanno male le trasferte di Chiarbola, Flaibano, Fagagna, Muggia, e con un curriculum di gol subiti e passaggi a vuoto simili, il Bottecchia è diventato una montagna troppo grande da scalare. Il Monfalcone, ormai in riserva, cede ai neroverdi, cresciuti mentalmente, fisicamente e non solo. Vince con merito il Pordenone di Campaner, al di là del finale da brividi, con gli assistenti per l'ennesima volta protagonisti negativi. Il rigore nasce da una svista clamorosa e il gol annullato da una chiamata che lascia più dubbi che certezze. Intanto Pordenone si riscopre forte con il primo scontro diretto vinto in campionato, almeno per l'ultima giornata più forte dell'UFM. E sabato arriva la terza sfida con l'LME di Barbieri. La prima gara fu senza storia, la seconda già diversa, anche se il protagonista è sempre stato Ruffo. 2 gol all'andata e rete decisiva sul finale nel match di ritorno. Adesso le 2 squadre arrivano entrambe da un 3-2 e dal primato raggiunto all'ultimo respiro. Non abbiamo ancora fatto nulla, non è ancora stato ottenuto nulla, ma se pensiamo al percorso fatto in tutta questa stagione, direi che oggi è un motivo di grande soddisfazione. Poi lo spareggio determinerà la vincente di un supplementare, però sia noi che il Pordenone siamo arrivati primi.
punto e basta. Ma per essere davvero primi serve vincere l'ultima grande sfida di questa eccellenza infinita. Questo campionato è finito, ma non la stagione che diventa infinita. Insomma, allora, però andiamo con ordine. Qua abbiamo già lo spareggio alle nostre spalle, Campaner contro Barbieri, terza sfida della stagione, avete sentito i precedenti quest'anno, ma prima c'è stato Pordenone-UFM. E che Pordenone ha detto che in questo momento è più forte, ad esempio, di quella che era la capolista. Sì, domenica... Credo che non ci sia discussione, il 3-2 dice poco della partita come è stata, secondo me. Cosa ti ha detto te? Perché ha detto che il Pordenone è in grandissima condizione e contro un Monfalcone irretito. Se tolgo un paio di giocatori al Monfalcone, secondo me il grande rammarico che avranno è che non l'hanno giocata sta partita. Incredibile, perché poi noi adesso guardiamo Pordenone LME, però la verità è che lì c'era la capolista dell'intera stagione che giocava per chiudere il conto. Era un peso, secondo me, abbastanza grande per il Monfalcone. Presentarsi al Bottecchia dopo aver condotto un campionato in testa, una responsabilità enorme, sapendo che se la partita finiva con la sconfitta molto probabilmente non avrebbero fatto nemmeno i spareggi, quindi questa cosa qui nelle gambe e nella testa dei giocatori del Monfalcone ha pesato un po' troppo. Ma l'ha detto Pratolino anche nell'intervista che tu hai proposto sia domenica che uno spezzone stasera, dice abbiamo proprio sbagliato l'atteggiamento, la partita, no? È la testa che muove tutto, quindi secondo me loro la sentivano tanto, troppo, più di tutte le altre chiaramente, ma soprattutto al fatto che sono stati in testa alla classifica per tutto il campionato. Arrivare lì a 2 metri dalla linea del traguardo e essere superati è bruttissimo. Sì, al netto che poi fanno, sappiamo, una stagione straordinaria oltre le aspettative. Assolutamente. Però Nicola, da giocatore, cioè tu sei arrivato lì ad un passo, penso che faccia malissimo. Io un po' esco da questa partita perché secondo me la fotografia di un calcio tremendo, che è bellissimo quanto tremendo, è Muggia. Cioè Muggia, ragazzi, l'UFM recupera la partita, va 2-2, ha il rigore 10 minuti alla fine per andare sul 3-2 e ti assicuro che lì hai vinto il campionato, perché poi in casa fanno la festa e la vincono. Sbaglia il rigore, dall'altra parte subisce il 3-2. Quella è la fotografia del Monfalcone che va oltre, secondo me, a questa partita, perché deve arrivare a questa partita già in sicurezza, e poi chiaro, questa qua te la devi giocare in quel modo lì, però ci arrivi come per dire c'ero là, e quella è un passaggio, secondo me, che se lo ricorderanno più che questa partita a Monfalcone, se lo ricorderanno a Muggia. È lì che si dice. È lì, c'è poco da fare. Bisogna dare meriti comunque anche all'LME. Dopo la sconfitta Monfalcone ha fatto 3 vittorie su 3, 9 punti, e non era facile. Sì, ma come il Pordenone era arrivato a giocarsi l'ultima per poter vincere qualcosa, quindi Monfalcone, oltre ad aver perso l'UFM delle occasioni in questo ritorno e alcune incertezze, ha trovato 2 squadre clamorose. Scusatemi, non me ne vogliate, lo hai detto prima facendo riferimento a San Luigi, la grande differenza tra l'eccellenza di quest'anno e quella dell'anno scorso è che quest'anno c'erano 3 squadre poi che si sono ritrovate a volerlo vincere. Contento il mister Tomei che ogni anno dice dovete... No, l'anno scorso era troppo evidente che era l'eccellenza dei chioschi, era proprio evidentissimo. Non vorrei tornare su quell'argomento. L'anno scorso era evidentissimo, nessuno voleva vincere, ma proprio nessuno. Al di là di questo, non tornarmi a un anno fa. La differenza è che l'UFM, se si fosse ritrovato nell'eccellenza dell'anno scorso, con l'inerzia l'avrebbe vinta. Questa eccellenza non la vincevi solo con l'inerzia. Massimo, scusa, ti interrompo. Tu devi pensare che l'LME le prime 8 partite ha fatto 9 punti su 24 e non c'era Barbieri. Se tanto mi dà tanto, Barbieri ha fatto 14 punti in più del Monfalcone, lo sentiamo in più del Pordenone. Se fosse partito all'inizio del campionato, non c'era campionato, non c'era storia. Quello è tutto da vedere, però i numeri sembrerebbero dicendo così, ma infatti dici che qualcosa in più ha l'LME rispetto al Pordenone. Ma guarda che infatti, per chiudere il tuo ragionamento, l'eccellenza di quest'anno e quella dell'altro anno
nel finale sono simili, nel senso che anche il San Luigi l'altro anno si è incartato nel finale, però ha avuto solo il Tamai che gli è arrivato a un punto, il Mujabon, perché avevate pareggiato lo scontro diretto 2 o 3 domeniche prima. Ma quindi... l'UFM e il San Luigi potrebbero avere delle similitudini, certo, no? Stavo proprio supportando e fortificando la tua tesi io. E invece ha trovato un Pordenone che è arrivato a finire. Però io se io prendo uno per uno i giocatori del Monfalcone e uno per uno i giocatori del Pordenone, io personalmente non è che fermati. Dobbiamo tornare a settembre, a settembre dicevi la stessa cosa. Parliamo dei giocatori delle due squadre. Per me Pordenone, io dico, per me Pordenone la differenza l'ha fatta totalmente l'allenatore, ma io ti dico sinceramente, perché secondo me i giocatori sono dei buoni giocatori. Se andiamo a prendere uno per uno, non guardiamo la partita di domenica. No, ma prima hai detto Monfalcone, intendevi dire Pordenone? Scusa, dicevo Pordenone, ho detto Monfalcone, chiedo scusa. Il Pordenone, ha fatto totalmente la differenza a Campanello. Sì, però hanno trovato Zorzetto davanti che gli ha dato una mano. Se poi Zorzetto fa gol perché l'impianto di gioco di Campaner è valido e non quello che vuoi, ma guardiamo tutta la squadra. Se fai 3-5-2 con le due punte che fanno 30 gol, però 37. Il Pordenone non è il Tor Viscosa. 22-15. Senti, il Pordenone non è il Tor Viscosa, non è il Chions e non è il Brian. Ma nessuna delle tre non ci avviciniamo neanche lontanamente a nessuno di questi. Neanche San Luigi l'anno scorso, neanche il Tamai l'anno scorso. Neanche San Luigi. Tamai, secondo me, è una squadra forte. Per me. Era una squadra forte. Insomma, è giusto dire quello che era scarso l'allenatore allora. L'allenatore un po' mediocre. Mi piace questo ragionamento qua. Però voglio dire che secondo me ha fatto un grandissimo lavoro. Perché poi fare l'allenatore del Pordenone, ragazzi, è un po' più complicato che dalle altre parti. No, certo, l'abbiamo visto quel giorno con l'LM che lo più complicato perché poi ci sono i social. C'è comunque una società che spinge perché comunque sei a Pordenone e puoi fare tutti i proclami e dire un anno di transizione, ma sei a Pordenone, ragazzi, e devi sorbire una pressione clamorosa. Quindi secondo me Campanello ha fatto un lavoro clamoroso. E io quoto e aggiungo, perché qua abbiamo tante volte diciamo Pittilino un vincente, Zanotti che è un bravissimo allenatore, Barbieri. Beh, possiamo fare diversi nomi, no? Ma Campaner 3 anni che vince e questo campionato non so come finisce, ma è arrivato, come ha detto Barbieri, primo con un'altra squadra. Sul campo è arrivato primo, intanto ricordiamoci questo. Sì, sul campo è la squadra che ha fatto più se punti. Vogliamo trovare, allora come dobbiamo parlare di come abbiamo fatto i complimenti, dobbiamo mettere anche in puntini su lei. Ha vinto 2 campionati di promozione. Sì, però è 3 anni di fila che è ai vertici. Sì. Ha avuto un punto di penalità. Quel punto pesa, ma io... Il passaggio me l'ho dimenticato, è vero? Perché c'era... Quella con la Formiuli, no? La scuola... Zorzetto squalificato. E avevano pareggiato? 2-2. Però Stefano ha ritrovato Zorzetto che tu non hai avuto l'altro anno. Si può fare. Dall'altra parte inizia a cambiare 8 partite dopo, puoi immaginarti. No, ma aspetta. Allora facciamo e pensa quanto è stato fuori quest'anno. 8 partite dopo il campionato dell'LM. Sul campo è quello che ha fatto più punti in effetti. Sul campo è quello che ha fatto più punti. L'LM è partita dopo con Barbieri avete sentito parlare di questo primato, no? Sentiamo un attimo l'intervista che ha raccolto proprio Simone Fornasiere domenica a Mortegliano. Eravamo a meno 12 e siamo arrivati a più 2, quindi ragazzi 14 punti mangiati su una squadra è tanta roba secondo me, quindi ci abbiamo creduto sempre, anche perdendo lo scontro diretto, che poteva uccidere chiunque, invece siamo ripartiti, abbiamo fatto altri 9 punti e questo per me è un segnale che mi rende veramente orgoglioso di questi ragazzi e gli ho fatto i complimenti perché alla fine, ripeto, siamo primi, a pari ma siamo primi, quindi grandi ragazzi. Non mi dire che ci penserai da martedì, ma insomma lo spareggio come lo affronterete, cosa ti aspetti, che partita sarà? Ormai siamo abituati a questo campionato, ogni gara è bella, ogni gara è da preparare, ogni gara vivi su queste emozioni che questo campionato penso sia storico e vivremo un'altra settimana bella, intensa
e con orgoglio devono essere felici questi ragazzi di preparare un'altra settimana con un obiettivo importantissimo, ma non dimenticando cosa abbiamo fatto dal 21 ottobre in poi. Sono 59 punti, ragazzi. Lì sono i numeri che parlano, quindi bravi. I numeri dicono delle cose importanti, no? Io ho difeso il campionato in questo momento, LME. No, i numeri dicono... Mister ha ragione quando dice che sono partiti 8 domeniche dopo loro. No, certo, ma tu che l'hai intervistato, che hai visto la partita, questo sottolineare con forza che sono primi, come la interpretiamo questa cosa qua? Che significato ha questo rimarcarlo? Secondo me lo rimarca proprio tra le righe per confermare quello che dice il mister, cioè ragazzi avrei già vinto e poi forse avrei vinto, non ce n'era per nessuno se partivo dall'inizio con questa squadra, perché attenzione, qualcosa è stato messo vicino anche, sì. 2 o 3 pezzi sono stati messi vicino. Se non dimentico la prima intervista che fece a me a Pordenone, l'obiettivo è arrivare secondo. Ma certo, la distanza era clamorosa. L'ha raggiunto. Comunque mal che vada l'ha raggiunto. Obiettivo raggiunto, però... Ma questo è il messaggio che devi dare tu all'ambiente, alla squadra, a tutti. È un'altra comunicazione. È un'altra comunicazione. Noi se vinciamo va bene, se non vinciamo va bene lo stesso. Ma che comunicazione è? Oppure quelli che dicono vogliamo fare un campionato al vertice, vogliamo arrivare fra i primi 5. Ma che significa? Che significa? Comunque alla fine del discorso abbiamo trovato 3 grandi squadre. Sì. Allora, alla fine del discorso, per un motivo... Stefano, scusa, stasera sono in vena. Vai mister. Tanto per tornare a casa guidi tu, quindi mi ha detto che sta zitto. Alla fine del discorso, no? Tutta questa bellissima, stupenda eccellente eccellenza, compreso il Monfalcone, compreso l'LME, compreso il Pordenone, ma alla fine cosa è servita? A far tornare i giovani in campo? Quando noi il prossimo anno potevamo avere San Luigi, Muggia, Chions, Pordenone, LME, Monfalcone, campionato d'eccellenza bellissimo, stratosferico, tornano i giovani. Ma le avremo comunque, perché i giovani avranno tutti, e sono d'accordo con te che non li avrei rimessi i giovani, ma i giovani li avranno tutte e 6 quelle che hai nominato. Sì, no, dico, ma appunto. Non è che il Muggia alla schiera ma con tutte queste squadre dentro, no? Il prossimo campionato, senza i giovani sarebbe stata un'eccellenza bellissima, ancora più bella di quella di quest'anno. Questa eccellenza ha detto delle cose che a livello federale non hanno preso in considerazione in quel senso, nel senso che il tema giovani è stato visto in un'altra ottica, non come uno dei motivi per cui l'eccellenza ha alzato il livello. Io ti aggiungo che ci contano le piazze, avere il Pordenone, avere il Monfalcone, insomma, però le piazze contano. Se hai chiuso il discorso dei giovani, io non vorrei e torniamo sull'LME, ha fatto 9 punti dopo Monfalcone, ma gli ultimi 6 li ha fatti, non ti dico a fatica, ma quasi. Ma come l'hai vista? Li ho visti che il secondo tempo loro si sono abbassati troppo. Il Fontana Fredda li ha messi là per un quarto d'ora, 18 minuti. Poi l'abbiamo visto, il gol del 3-1 arriva col Fontana Fredda che attacca, che assalta nella sua area l'LME. De Anna, che forse sappiamo che giocatore è, ma non ce l'aspettavamo, alla Pirlo, mette giù il pallone dentro l'area e sventaglia in maniera precisa a Lirussi che dà 1 metro a Tellan. Però se l'LME è quello, e credo lo sappia anche Barbieri, credo di non dire una bugia, è quello dei primi 15-18 minuti del secondo tempo, è andato un po' troppo in sofferenza per mio conto. Io li ho visti a Fiume. A Fiume hanno trovato il gol al 90esimo. Che hanno vinto, hanno meritato di vincere, ma non sono così brillanti come erano. Poi la forza dell'LME non la scopro, certo io. C'è stato un momento che ha giocato nettamente meglio di tutti. Ma anche domenica primo tempo, quando là davanti, indiscutibile, quando là davanti cambiano passo, fanno un altro sport. Ho indicato più volte, ho detto che l'LME per me era la favorita, l'ho detto insieme a tanti, non è che l'ho detto io, però ho continuato a dire anche nelle ultime puntate. Però adesso c'è uno spareggio, no? E si azzera tutto adesso. Si azzera, però effettivamente se facessimo la domanda qui a settembre, vedendo le rose, qual è la squadra più forte tra Pordenone, tutti avremmo risposto a LME. A ottobre. Anche a settembre, all'inizio. No, a ottobre, dopo è cambiato. È già importante. No, per me da quando è arrivato però il mister Barbieri ha portato 2 o 3 giocatori. Li ha portati. Ed è arrivato lui. Sì, e ha alzato il livello con quei 2 o 3 giocatori, dai.
Però tutti non solo i giocatori, No, mister ha portato che poteva essere lì, secondo me, con loro era il Muggia. Non dimentichiamoci, ragazzi. Ha fatto crescere anche l'ambiente, che era un ambiente che giustamente non aveva mai fatto l'eccellenza e quindi doveva il Gorizia fa una valanga di punti il giorno di ritorno, 5 allenamenti a settimana, dai 4 ai 5. L'LME fa una valanga di punti il giorno di ritorno, 4 allenamenti a settimana. Conta queste cose qua. La struttura, non ha portato solo i giocatori. La struttura conta. Non ha portato solo i giocatori, Stefano. Certo. Si gioca uno spareggio, però ditemi un'ultima cosa, guardando a sabato alle 16:30, ma in questo momento Pordenone e LME, dove sono? Dov'è la chiave di questa partita? Solo gli allenatori. I due allenatori. Non la vincono né i giocatori né le società. Questa è una partita che la vincono loro due. Chi farà meglio dei loro due vincerà la partita. In cosa? In cosa? In tutto, nella gestione della partita, nella preparazione della partita, nella formazione, nella tattica, cioè, nella strategia di gioco. Lì le partite si vincono, quelle partite lì si vincono così. Almeno io qualcuno l'ho vinto in quel modo lì, non pensando ai giocatori, pensando a quelli che avevo di fronte e come batterli. Per me farà tanto la testa. Io ho avuto 3 anni Zorzetto, vederlo esultare così, mai. Non ho mai visto esultare con quella cattiveria, con quella voglia lì. Secondo me vuol dire tantissimo. Per me la testa, io continuo a battere sempre lì. Zorzetto domenica avrà 2 belle rogne. Non una, 2. Ma quelle 2 avranno lui. Tosolini e Tuniz sono 2 belle rogne. Se Carlo è quello di domenica, è dura per tutti. Facciamo così, piccola pausa e poi continuiamo il discorso. Dobbiamo tornare anche sull'atmosfera del Bottecchia di domenica. Bellissima, una giornata indimenticabile, ne vivremo un'altra. Torniamo fra poco. Lo spareggio si gioca a Monfalcone. Boito, ora stadio intitolato a Morin. Cosa ne pensate? Tanto sarà tanta gente che vuole vedere questa partita, ci sono stati 2005, forse di più al Bottecchia, quindi ci si aspetta altrettanta gente a Monfalcone, che però ha meno capienza. Ovviamente il tema di dove si gioca è un po' uscito, Fornasiere. Non mi piace. A, perché l'UFM comunque è la terza squadra che se l'è giocata fino a domenica. B, perché la capienza è ridotta. Chiariamo subito che a Lignano non si poteva andare perché lo stadio è chiuso per il calcio. A Fontana Fredda c'erano anche problemi a Fontana Fredda. A Fontana Fredda non si poteva andare. Io perché... posso dire una cosa, però io ho sentito la dichiarazione che ha fatto il presidente Pattaro a te, io sono totalmente in disaccordo. Capisco che Fontana Fredda è un campo legato al Pordenone e quindi ci sta di poter dire non mi piace, però signori, qua bisogna andare oltre a tutto. Se una federazione individua un campo importante per una finale importante, qua con tutto il rispetto non decidono i presidenti, qua decidono la federazione che deve prendere la scelta migliore. E comunque Fontana Fredda non era possibile. Con Pattaro comunque, perché altrimenti potevamo farla direttamente al Bottecchio e non cambiava nulla. Perché Fontana Fredda per il è uno stadio importante, è come giocare al Bottecchia. Sono anch'io d'accordo, anch'io fossi stato il presidente dell'LME avrei detto no. Puoi dire che non ti piace, dire che non ti presenti è un altro discorso. No, ho detto che non si presenta. Cioè, più o meno ho detto questo. Dai, ha detto che non lo accettiamo. Se gli chiedono loro diranno di no. Non accettano. Sì, non lo accettano. Non si presentano. Io sarei andato a Maiano, che per me è un impianto che noi abbiamo tra i 3 più belli della regione, dopo Fontana Fredda e Lignano o alla pari, aveva una capienza di almeno 4.000 posti, con 2 tribune, 2 ingressi, i tifosi del Pordenone che peraltro sono corretti, gli ultra che sono l'unica delle 2 fazioni che ha un tifo organizzato, li facevi dovunque tu vada, il Pordenone è una realtà nettamente superiore ad altre e saranno sempre i neroverdi in più. Che tu vada dove vuoi. Io sarei andato a Maiano. Sì, la domanda nasce spontanea, dove li mettono? Perché se scusa ma togli Fontana Fredda e Lignano devi andare comunque in un campo adesso al di là di Maiano che ha detto lui, allora vai a chiedere non ci hanno nemmeno pensato, cioè è incredibile, secondo me non ci hanno nemmeno pensato. Non vedo. Ti piace la scelta Monfalcone? A me non dispiace invece la scelta del Monfalcone. Non dispiace nemmeno a me Monfalcone. Anche perché è un modo, perché comunque alla fine parliamo di calcio, insomma le cose è anche un po'
che è bello che sia presente anche il Monfalcone, purtroppo in altre vesti e non a giocarsi lo spareggio, però non la vedo una cosa così negativa, anzi è... Ma non è negativa, Nicola, il problema è uno solo. Se Monfalcone e LME, che era una partita di campionato, giocata di domenica... Ma dove ci sono altri campi? Fermati. Monfalcone e LME, giocata di domenica, ok, partita di campionato, stadio Boito, eravamo lì presenti, strapieno, sì, con tutte le altre squadre che giocavano. Figurati, spareggio, non gioca nessuno, ma gioca il Pordenone che porta via. Io sono da vedere l'andata, dove lo mettono? Monfalcone e Pordenone. Io prima di scegliere Monfalcone avevo fatto una piccola riflessione, invece già domenica al Bottecchia si parlava già di Monfalcone. Cioè, capisci? Aspetta un attimo. Ma quali sono gli impianti? Cioè, possiamo sfogliare la Margherita. Che te ne ha nominato uno adesso lui? Trieste, perché non pensare a Trieste, scusa? Diventano 2 stadi, secondo me. Sono stadi da professionisti che... Non penso che nemmeno che costi diversi, gestione non penso diverse. che l'accessibilità sia tanto così semplice per fatti da ci sono i problemi, lo sappiamo. Ma non so se c'è questa regola, forse me la sa dire Simone questa. No, non c'è una regola non scritta dell'andare sul campo di categoria. Dell'andare a giocare nei campi di categoria. No, questa non esiste. Non esiste. Domani sera Castionese Rivignano fanno spareggio a Rivolto che era in seconda categoria, esatto. Quindi è già smentita questa regola non scritta, che poi questo comitato abbia deciso di tenere quella linea. Sì. Ma l'unica cosa che, a parte che Monfalcone poi sono bravissimi, organizzano tutto sempre molto senza bene. dubbio. Il problema è che ci sarà molta gente che non riuscirà a vedere questa partita. Penso che sia un dispiacere per tutti quelli che hanno partecipato, soprattutto quelli dell'eccellenza che hanno partecipato a questo campionato, che magari non riusciranno a vedere la partita. E questo è un dispiacere. La morte sua era Lignano. Però sono è un dispiacere, però. No, ci sta come cosa. Comunque, Monfalcone è il campo scelto, sarà un altro grande spettacolo da vivere e da raccontare. Bisogna sbilanciarsi però. Il pronostico. E come fai a fare pronostico? No, allora, dovete solo dirmi quale squadra dovete scegliere una squadra che c'è un motivo per cui gli date un punto in più. Ok. Cioè un punto di forza. Faccio ad esempio il Pordenone che avete visto crescere, l'hai visto giocare. Questo Pordenone cosa ha acquisito di più rispetto a quando ha sfidato l'LME all'andata o anche nell'ultima sfida? Cosa è cambiato questo Pordenone? La cattiveria che ci ha messo domenica. Domenica ha voluto vincere la partita. E questo è un tema. Domenica ha voluto. Cosa scegliete? Ad esempio, perché ho sempre scelto l'LME come favorita, non altro, perché secondo me dei giocatori parliamo di 2 neopromosse, è vero, un punto in più che io continuo a darlo all'LME perché secondo me ha determinati giocatori. Le 2 che hanno vinto i 2 gironi? Sì, 2 gironi, un anno dopo dalla promozione si ritrovano a giocarsi la Serie D. Chi scegliete perché? Un punto in più. LME per lo stesso motivo tuo, perché credo che abbia delle individualità, una rosa un pochino più forte, non tanto, ma... Allora, astrattamente sono d'accordo con lui, però dico che in questo momento forse la condizione del Pordenone potrebbe fare la differenza. Ho dato la bava alla bocca del Pordenone. Da una parte c'è l'esperienza in più di Barbieri, grandissima stima a Campanella per quello che ha fatto quest'anno, dall'altra parte c'è un pubblico che spingerà il Pordenone in modo incredibile. Quindi secondo me no, devi però sbilanciarti. Se mi devo sbilanciare un punto in più all'LME perché per l'esperienza che ha Barbieri in più. Grande esperienza, allenatore che stimo, occhio nelle sfide decisive quando se l'è giocata alla pari, non sempre vincente. Ricordo la finale di Coppa Italia col Brian Lignano, ricordo l'ultima al Bottecchia, al Boito. Occhio che però anche Barbieri nella sfida a tu per tu. Però ha battuto il Pordenone 2 volte già. Sì, l'andata faceva poco testo, il ritorno ha già fatto un po' più fatica. Ripeto, sono curioso perché è una partita, vedrete che la vincerà l'allenatore, uno dei 2 allenatori. Oppure se non hai rigori. La vincerà lo stesso allenatore, perché l'allenatore decide chi batte i rigori. Sarà un'atmosfera bellissima, ma vi facciamo rivivere, torniamo all'atmosfera di domenica al Bottecchia. Questa eccellenza resta storica, possiamo dirlo, noi che l'abbiamo raccontata e vissuta, ve lo chiedo dopo, intanto vediamo questo servizio. Una partita da professionisti come minimo, io non so come era la vedo del Pordenone, però veramente vedo tanta gente.
Sold out al Bottecchia e tutti impressionati. Anche chi questo stadio l'ha vissuto da protagonista, Godeas ha giocato con la Triestina e tanti altri addetti ai lavori in questo campo hanno visto sfide di cartello e i neroverdi protagonisti in diverse categorie. Denis McCann qua è stato idolo. Il suo Pordenone era quello che iniziava la grande scalata da quel 2014, quando sfide come quella col Marano Vicentino valevano un campionato, tempi in cui il Bottecchia non si riempiva ancora. Per quello si dovrà attendere la Serie C, ma i neroverdi hanno ricostruito appartenenza partendo da quella Serie D. Lo sappiamo, il sogno è costato caro, ma da quel percorso chi ha preso consapevolezza è stata la piazza, i tifosi, e la nuova società ha saputo tenere vivo l'entusiasmo e accelerare le ambizioni. In fondo il pass promozione, discutibile o meno, portava a questo. L'amichevole con l'Udinese di un mese fa ha confermato il prestigio e la voglia di emozioni e sfide che contano per il nuovo Pordenone. Ma era difficile immaginare di riempire il Bottecchia un'altra volta in così breve tempo e soprattutto in eccellenza. E poi un'eccellenza così, chi se la ricordava? Allora, non così, ma nello spazio di 2 punti c'erano Itala, Sacilese e Pozzuolo. Il Pozzuolo è rimasto purtroppo fuori e hanno giocato il titolo Itala e Sacilese. L'esclusa stavolta è Monfalcone, anche se è stata protagonista straordinaria insieme ai suoi tifosi. Pordenone invece si gode la rimonta, la Serie D dista solo una partita, ma intanto questo 10 maggio al Bottecchia lo ricorderanno in molti, i ragazzi che hanno sfilato, i giocatori che firmano gadget che diventano ricordi, i dirigenti che esultano perché questa giornata a suo modo resta storica. Una giornata bellissima, no? Emozioni che in eccellenza, dai, non abbiamo vissuto quasi mai. Tu c'eri in quel 99, possiamo dire che purtroppo sì. Purtroppo hai perso quella finale con l'Itala. Sacilese da San Marco a Fagagna. E allora mi fai un paragone tra quell'eccellenza e questa? No, non c'è storia. Nel senso che questa spareggia ha una, come posso dirti, una visione a livello mediatico clamorosa. A noi non ci ha cagato nessuno. Non c'era Radina per una volta. Sì, non so nemmeno se c'era Radina. Era Fagagna e c'era tanta gente, ma... no, non c'ero. Adesso stiamo parlando di spareggio come se fosse Milan-Inter. Nel 99 avevo molti più capelli e secondo me avevo ancora la possibilità di fare altro. Non ti avrei nemmeno riconosciuto. Era Moretto per il... Com'è? Moretto allenatore. Guardiamo queste immagini, ne sanno l'atmosfera, una giornata indimenticabile, davvero. Questo, io ho detto una cosa domenica ai 2 presidenti, che non con professionismo, Serie D, ne abbiamo parlato nel servizio. Quando sei dentro in una categoria, quando la categoria è a dimensione di territorio, si possono vivere giornate come queste, perché ti puoi ritrovare a fare la Serie D con 3 squadre e non avere gente e avere invece un'eccellenza che ti porta ad avere questi numeri. Deve essere la categoria che fai o a dimensione di territorio o devi essere una piazza clamorosa, no? Perfetto. È vero? Sì, certo. Io la Serie D è bellissima, ma non la farei mai. Ecco, questa giornata qua, chiudo dicendo, visto che qua abbiamo un po' di memorie storiche, una giornata così la definiamo storica, attendendo quella di sabato, e quindi un'eccellenza storica. Paolini. Storicissima, sì, io no? non ricordi, ma neanche l'anno che ha fatto la finale il mister che ha perso, perché era un allenatore meno esperto dell'altro allenatore. Ero giovane. Era giovane. Però effettivamente era tantissimo, non ricordi di aver visto un'eccellenza così combattuta, con più squadre, anche, insomma, un livello secondo me anche buono effettivamente, il più lunga, perché all'epoca erano 16 squadre, invece questo è un girone da 18 e quindi è più partite, perché tutti gli altri erano da 16, è bello. Ma si respira calcio, dai, nel senso che adesso no perché lui è qua, ma tutto quello che c'è dietro a partite come questa,
Cioè, prima non c'era, diciamo la verità. Sì, c'è un racconto completo che aiuta, no? Ovviamente, insomma, però anche il campionato in sé che beneficia di tante attenzioni, ma è diventato un campionato che ci ha entusiasmato. L'ultimo, secondo me, Simone, quando la Triestina giocò l'eccellenza. Sì, perché anche lì aveva alzato proprio l'attesa mediatica, no? La Triestina te l'aspettavi, insomma è comunque una società che arrivava, scendeva, cadeva dai professionisti. E anche lì gran duello col Monfalcone. Era il Monfalcone di Zoratti. Rocco a campo, Ratonizzo. Sì, squadre molto interessanti, molto belle. Decente. E quindi, però non arrivò punto a punto come adesso. No, questa... Vinse prima Così io non me ne ricordo, da quando racconto calcio dilettanti, questa è la stagione anche più impegnativa, devo dirvi. Siamo un po' stanchi, però ce la facciamo, stiamo cercando di raccontarvi davvero tutto. E insomma, vi abbiamo fatto rivivere l'atmosfera, abbiamo cercato di proiettarci a sabato. Sabato non ci resta che viverlo. In Piemonte dovrei andare, Massimo. A fare cosa in Piemonte? In Liguria. Non vado da nessuna parte, devo andare in vacanza, vado in Liguria. Però c'è un ultimo tema che voglio trattare, che guarda anche lo spareggio. Vi ho chiesto gli elementi di forza, chi può decidere? Signore, c'è un giocatore che quest'anno, lo hai detto ad inizio puntata, è un elemento. Il miglior giocatore, le ultime nomination, me l'hai bocciata la scorsa settimana facendomi una proposta, te la ripropongo oggi, guardate. Allora, ditemi se mi tenete intanto questa nomination, però a 20 gol, e per me può essere un uomo chiave di questo finale. Ti nomino Foschiani dell'LME. No? Allora, bello, lo passiamo? Sì, e aspettiamo Zorzetto come uomo chiave domenica, o chi sarà? Sì. Stavolta io premierei Marco Michelin, che ci crede più di Zorzetto con quel telefonino lì dietro la porta. Mica mi esalta sempre, perché ha questa passione di stare dietro la porta. Scusami, se il Pordenone è cresciuto negli anni, lo deve anche a come è stato raccontato. Sì, certo. Tanto il cappello, Michelin è un altro fuori classe. Tanta roba, No, Zorzetto, l'avevamo detto una settimana fa, non ci possiamo mica tirare indietro. E l'ha decisa. Direi proprio l'ha di decisa, sì. ma è diverso, è sempre stato un attaccante da gol. Ma qua mi sembra l'attaccante che fa la differenza, non fa solo il gol, fa la differenza in generale. Tu l'hai avuto, perdonami, questo qua non è lo stesso Zorzetto che ho visto Tamai, e la differenza la fa. Il secondo anno ha fatto 22 gol anche con me. Quando? Il secondo anno ha fatto 20, cioè il primo anno ha fatto 13 gol al girone di ritorno. Non sono i numeri dei gol che dico però ha fatto quelli sono stati i gol. L'anno scorso è stato un po' basso, che ne ha fatti 15, ma ha fatto 13 solo nel girone di ritorno, 22, 15. Quindi. No, ha sempre fatto gol. Sì. Ma qua è anche il giocatore. Questa l'ha vinta lui. Hai capito? Questa l'ha vinta lui. Ma da dove lo pescate voi a Tamai, scusa? Noi lo lasciano il Sandonà, lui è compare di Carniello. Carniello ci dice: guardate che c'è. Hanno lasciato libero Zorzetto e l'abbiamo portato. Zorzetto a Tamai era un attaccante importante che faceva gol. Zorzetto a Pordenone fa l'attaccante di una squadra top. Perdonami, cioè la piazza fa la differenza qua. A Tamai non giocava per vincere. No, come? Certo, qua gioca per vincere. Scusa, a Tamai ha giocato per vincere, abbiamo sempre giocato per vincere. Poi non abbiamo vinto, ma abbiamo sempre giocato per vincere. Non come il giochi a Pordenone, quello voglio dire, l'obiettivo vostro era diverso. Non sono d'accordo perché il Pordenone 5-6 partite fa non giocava per vincere. No, Campanera ha sempre giocato per vincere. Sempre detto dobbiamo guardare lassù. Sì, ma noi l'avevamo tagliato fuori. Ma noi non capiamo niente, noi l'abbiamo tagliato fuori, ma loro non si sono tagliati fuori. Io ti dico che se fossi l'LMS sono proprio, più che per il gol è la qualità, che Zorzetto tecnicamente. Io penso di aver allenato pochi giocatori forti così. Poi c'ha altre cose, ma questa è l'atteggiamento che ha dopo il gol, che ti ripeto che
Così io non l'ho mai visto. Quindi che lui, guarda, che lui ci crede così, io l'ho visto poche volte. Quindi secondo me io sarei molto preoccupato di giocarci contro. Quindi tu non mi dici che il cambiamento è dovuto alla piazza? Forse mi sono spiegato male. Ci può stare questo, che si senta in un posto un po' diverso, dove ti giochi forse la nata della vita, certo. Insomma, però non possiamo sminuire così Tamai, cioè, ragazzi, Tamai è una società, insomma, dai, non scherziamo. Che lui abbia un altro atteggiamento, può essere, forte là, forte che qua. Dai. Certo. Nicola? Te la promuovo, Zorzetto, assolutamente, sì. Sta facendo bene. Un gol sotto Ciriello. Poi, insomma, ha fatto una doppietta nella gara forse più importante. Ciriello era in panchina quando ho sentito raddoppio di Zorzetto. Mister, sono pronto. Ancora capocannoniere Ciriello. È il più forte in questo momento è Zorzetto. Infatti, per me rimane sempre. Rimane sopra lui, però quest'anno Zorzetto ha fatto. Mancini tutti e due. Sì, ma ha fatto quel tipo di campionato da giocatore che fa la differenza. Certo. No? Giocando anche meno. Secondo me, ecco, io non so quanti gol ha fatto rispetto alle partite che ha fatto, perché non ne ha saltate tante per infortunio. Anche Zorzetto, tante per infortunio. Fuori più di un mese. Tante per ma anche infortunio. Ciriello l'ha saltate un po'. Meno secondo me. Ha superato 20 gol anche Ciriello, mi sembra, no? 23. Ok. È l'unico giocatore in questo momento che sposta gli equilibri nel Pordenone. Però anche il centrocampista. Assenza pesante. È l'unico giocatore che sposta gli equilibri. Io credo che se Barbieri ha qualche incubo di notte ce l'ha sognando Zorzetto. C'è stato un momento dove c'è stato il portiere. Bene, sì, bene. In questo momento c'è. qui, secondo me lui sposta gli equilibri. Sì. Vi aspettate di nuovo Filippini Zorzetto o Tornatoffoli? Per me Tornatoffoli. Sì, quando è entrato l'ho visto bene. Ciccio veramente bravo a lasciare fuori uno che ha fatto 15 gol finché adesso. Va bene, allora abbiamo scelto il miglior giocatore. Magari fa Filippini Toffoli, lascia fuori Zorzetto. Sì. Abbiamo scelto il miglior giocatore. Fa riposare un po'. Sì, turnover. Vi devo parlare di un giocatore che è stato il miglior giocatore ed è stato fermo un anno. E adesso sapete che si comincia a parlare di calciomercato. Ezio Peruzzo, nelle varie cose di cui ha parlato, ha parlato di Andrea Carlevari. Sentite cosa ha detto Peruzzo. Io mi auguro che Andrea rimanga, anche perché ho inteso delle voci che ci sono già dei squaletti, no? Che girano attorno a determinati giocatori. E questo non mi sembra corretto che addirittura in aprile ci sia queste cose, questi contatti, questi incontri, è veramente un po' da squali. Un po' da squali, dice. Vabbè. Ma io credo che lo fanno in tanti, Ma lui è un passionale, lui è così, quindi ci sta che faccia questo tipo di dichiarazioni, secondo me. Protegge il suo territorio, no? Protegge. Anche quella è tornando prima alla partita del Muggia per il Monfalcone, anche quello è un momento determinante per la stagione di San Luigi. In estate si fa male Carlevaris. Pesa. Ed ha pesato secondo me tantissimo. Perché Andrea comunque ormai è anche un uomo spogliatoio, un ragazzo anche di personalità. Poi per Carlevari il San Luigi sono come gli spinaci per braccio di ferro. C'è da fare, lì è devastante. Poi c'è mancato in un campo di calcio. In un torneo. Sì, questo è... Chi a causa del suo mal pianga se stesso, vuol dire. Però vabbè, dai, ci sta. Comunque lo fanno tutti, poi gli è andata male. Io ai miei giocatori non glielo piacevo fare. Ho capito. Lo facevano lo stesso. No, sì, di nascosto, ma di nascosto proprio. Non esiste un giocatore così determinante, scusa Massimo, che un giocatore così determinante vada a fare tornei estivi. Non esiste. Un professionista, non esiste. C'è mancato comunque. Scusa, sti squali da dove provenirebbero? Non si sa, tu non sai niente. Non so. Anche perché per prendere Carlevaris... Ma a Trieste c'è il mare, quindi...
No, io ho sentito magari forse Muggia poteva essere interessata a Carlevaris, poi non lo so. No, beh, è chiaro che chiunque so. ha ambizione è interessato a Carlevaris. È un uomo mercato, perché c'è mancato un giocatore così, speriamo che torni in forma e sicuramente avrà mercato. Può avere mercato anche, magari vogliono riprovarlo in Dichi, chi lo sa. Secondo me resta mancato soprattutto a loro, perché con un giocatore così secondo me qualche punto in più l'aveva. Ma ci è mancato anche a noi, perché vedere Carlevaris è sempre un bel vedere. Gli sono mancati 10-12 gol ragazzi. Allora, a proposito di giocatori, uno che torna, lo aspettiamo che torni al di là degli squali, eccetera, dove sarà, ed è una bandiera, Carlevaris a San Luigi ovviamente, ad una bandiera che invece saluta, un bel servizio ampio, lo abbiamo lasciato bello corposo, quindi vi chiedo un po' di pazienza, ma secondo noi merita, perché Gabriele Foschiati ci ha raccontato così la giornata di sabato con l'addio al Fagagna di Ermacora. Vediamo. Sabato 9 maggio la Pro Fagagna ha salutato Simone Ermacora, una bandiera come forse non ce ne saranno più. Dopo 25 anni in rossonero, il numero 4 ha giocato il suo ultimo match in una giornata fatta di forti emozioni, alleggerita dal clima di festa e dall'insospettabile vena ironica del capitano. Come sapete sono le prime parole che dico in 25 anni. Vi portiamo dentro il suo addio lasciando spazio alle immagini raccolte da bordo campo, a partire proprio dalle sue parole a caldo. Non so, devo ancora realizzare bene. Ho preso questa decisione perché comunque negli ultimi anni un po' fisicamente, un po' l'età, ho cominciato a sentire un po' di difficoltà e ho preso questa decisione, sofferta ma dovuta. Non parlando tanto, non facendo niente di speciale, comunque sono stato voluto bene e la gente mi ha preso anche come un esempio, fa molto piacere. Sono arrivato qua, mi sono trovato subito bene, mi sono sentito a casa e non ho più avuto neanche il pensiero di andare via e quindi sono rimasto qua perché era a casa mia ormai, già da subito. Il rapporto con la Pro Fagagna è speciale ed è merito anche suo, vi è arrivato nel 2001 non l'ha più lasciata, diventando una colonna di tutte le squadre che si sono alternate appunto sul rettangolo verde. Ecco, questa è la serietà, quando giochi e ti fai voler bene e ti crei gli amici anche nel calcio diventa tutto più facile. Io qua ho trovato tanti amici e tanti gruppi belli. A bordo campo tanti amici accorsi a festeggiare questa carriera. Uno di questi è Michele Pagnucco nel doppio ruolo di amico e allenatore. Io l'ho vissuto prima da avversario ed era uno dei più fastidiosi che potessi incontrare. Poi ho avuto la fortuna di giocarci insieme, giocavamo fra l'altro a centrocampo insieme, quindi era un piacere condividere il campo con lui. E poi gli ultimi 2 anni l'ho vissuto da allenatore. Non ha giocato tanto, però è sempre stato il vero capitano di questa squadra. Era clamoroso quanto fosse leader silenziosamente e lui con la sua gambetta corta aveva una qualità incredibile nel rubare palloni e trasformarli in palloni positivi. Per me resterà sempre uno dei centrocampisti più forti che io abbia incrociato nel mio percorso. E poi sicuramente nei post partita ne avremo di aneddoti da raccontare, ma forse non è il caso, insomma. Non poteva poi mancare Pino Cortiula che lo lanciò da giocatore e con lui vinse tra le altre cose una Coppa Italia di promozione. Io sono quello che l'ha fatto esordire assieme a suo fratello gemello, una persona umana, un gran professionista, un simpaticone, perché ognuno esprime le cose a suo modo. Lui sa farle in modo incredibile ed è stato un esempio per i giovani che adesso si sta un po' perdendo. Lo sguardo ora corre inevitabilmente al futuro. Hai già pensato a cosa sarà dopo? No, dico la verità, sicuramente smetto col calcio qua, però la passione rimane, quindi magari amatorio non smetterò di giocare. Rimarrò nel calcio, però devo capire ancora che ruolo. Non ci resta allora che attendere il nuovo capitolo. Intanto in bocca al lupo Simone e grazie per quello che hai dato al calcio.
Speriamo non sia come l'addio calcio di Paolini che è tornato tipo il giorno dopo. Infatti adesso lo chiamo e dico ragazzi, si è fatta la festa. Paolini ne ha fatti 4, gli può costare le maglie. Quest'anno avrai giocato. Però ha fatto fare un po' di festa a tutti. Quest'anno hai giocato? No, quest'anno no, forse il primo anno vero. Quest'anno forse il primo, sì. Il Forasiere era lì, le lacrime di Ermacora. Bello, poi c'erano tutti i suoi amici, ho visto veramente tanti compagni e ex allenatori, Cortiula, Mauro Lizzi che è stato un altro che l'ha allenato per tanti anni, ma tanti compagni, tanti amici, insomma era veramente strapieno a Fagagna ed erano tutti con la maglia numero 4 per lui, poi il Pro Fagagna ha detto boh, restiamo in tema, ha preso 4 gol e chiuso un po' così, chiuso era la giornata del 4, a parte le battute è stata una bella giornata emozionante, è stato il giusto tributo a un giocatore vero, un'icona di dilettanti, a un ragazzo vero. 4 stelle potevi dargli, invece hai scelto altro, le scelte di mister Stefano D'Agostini. Andiamo con le stelle del Dea, vai Dea. Allora stasera siamo partiti con le 3 stelle alla San Vitese perché insomma pur nella bagarre finale tutto è riuscito a venire fuori in questa salvezza dove insomma è stata un po' complicata, ma dai, diamogli queste 3 stelle. Qua ci sono le immagini della salvezza, festeggiato naturalmente perché è stata impegnativa ed è arrivata. 4 stelle a un giocatore che ha fatto totalmente la differenza in promozione, capocannoniere come Bussi. Io insomma l'ho allenato, rimane uno dei giocatori più forti che ho allenato. 5 stelle ai 5 secondi che ci ha messo Giuliano a fare gol col Butrio, un gol insomma penso che sia già anche la seconda volta che lo fa così velocemente, vero? Quindi insomma è giusto dargli 5 stelle. E poi le 5 stelle superior, ho messo il pubblico del Bottecchia, direi l'atmosfera eccezionale che c'è stata domenica, che è stata veramente una cosa meravigliosa. Sì. Dea, hai detto Giuliano, ti faccio vedere questi gol, perché è clamoroso, questa è la storia assurda, ovvero Giuliano 5 secondi ed è specializzato ormai. Allora, ovviamente in questa partita il portiere del Chiaveres B ha fatto un errore evidente, no? Però è la seconda volta che lo fa. Qua abbiamo recuperato le immagini in Veo, a grado lo aveva già fatto, sempre 5 secondi, sempre 5 secondi. E quindi 5 stelle. Quindi 5 stelle, quindi in 10 secondi ha fatto 2 gol. In 10 secondi ha fatto 2 gol, lui calcia da metà campo, poi insomma trova la complicità, però è una curiosità, no? Complimenti. Per un portiere non è facile comunque, attenzione. Forse vieni preso. Infatti, forse non sei anche. Scusate, a inizio partita tutte e 2 le volte, cioè forse anche il portiere lì non è ancora entrato bene in partita. Ma perché fanno una sorta di schema, non è che proprio la tocca e tira, cioè la toccano altri 2 Questa è una bella curiosità. E a proposito di Butrio, è la squadra che abbiamo scelto come la migliore. Continuiamo con gli omaggi alle squadre che vincono i campionati. Vediamo. Perché abbiamo fatto praticamente dal mio arrivo 11 vittorie consecutive, eravamo indietro a tutti e abbiamo fatto veramente un'impresa. Da febbraio non hanno mai perso, 11 vittorie consecutive perché volevano questa promozione e volevano alla fine anche vincere il campionato. Una grande soddisfazione. Pensate, Sant è entrato dopo la partita con Sant'Andrea, con Santa Maria che avevano perso, sempre vinto. Ciao. Quindi chi gliela tocca la nomination? Abbiamo dato al Butrio anche se meritava anche Sant. Infatti volevo dirti, è stato un po' complicato scegliere. Valutate voi, potete alternare. Io ho scelto Butrio che ritorna in seconda e qua ho scelto come mister la storia comunque di questo allenatore che ha iniziato, se n'è andato ed è tornato e ha vinto il campionato. Vediamo Franco Martin. Siamo arrivati alla fine e ce l'abbiamo fatta. Voglio spendere una lancia anche per mia moglie che
è grazie a lei che sono tornato. Brava la moglie allora, perché mister Franco Martin ha iniziato, se n'è andato ed è tornato. È tornato perché doveva chiudere un percorso importante, quello iniziato in seconda categoria. Nel mezzo c'è anche il lavoro di Milvio Piccolo, poi però è rientrato lui per mettere la firma sulla promozione, categoria che all'Union Pasiano manca dal 2019. Avevamo avuto un anno in seconda categoria che non voleva venire nessuno a giocare a Pasiano, perché il Pasiano l'anno prima aveva fatto 7 punti in prima categoria, anche con giocatori che oggi hanno vinto il campionato di prima categoria. Quindi non è stato facile fare questo percorso in breve tempo. Campionato complicato perché da favorito il Pasiano ha affrontato il caso cabine, il cambio in panchina, alcuni passaggi a vuoto e possibili sorprese ad insidiare il primato. Per nulla certo, ad esempio, un mese fa. Forse qualcuno non ha mai vinto niente e forse non vincerà neanche più niente, quindi sta cosa qua devono capirla, perché non è tutti gli anni che hai la possibilità di far parte di un gruppo che può vincere qualcosa, o la possibilità di essere sulla storia di una società, questo devono capirlo, però io non ho né la bacchetta magica, non ho niente. La mentalità, quella è la bacchetta magica di Franco Martin e alla fine vince l'Union Pasiano. Siamo maturati insieme e oggi per conto mio il giusto premio è stata la vincita del campionato. Comunque da favorita abbiamo vinto, a posto. È a posto, sì, chiude vincendo il Pasiano e insomma ero indeciso, San per un motivo, Franco Martin per l'altro. Sai che Giulio deve aver vinto 13 campionati da giocatore, quindi chi c'è più vincente di Giulio? Cioè non ce n'è. E poi lì insomma è un simbolo, no? Lì ha fatto la storia, li ha portati su, li ha salvati, li ha riportati su, cioè lui è la storia del Pasiano ultimamente, quindi è chiaro che merita. Madonna. Merita. Senza alcun dubbio. Sì, e quel discorso di mentalità, e senti quel passaggio lì vale tanto. No, ma lui poi riesce a creare un'empatia con i giocatori, ma anche con la società stessa, col territorio. È una roba secondo me che va oltre i meriti di allenatore. Domani alle 19:30 vi proponiamo lo speciale con tutte le interviste raccolte a Pasiano e parleremo anche di una partita clamorosa nei dilettanti in terza categoria. Il Vesna doveva festeggiare la promozione e invece no, l'Aris San Polo fa lo scherzo proprio all'ultima giornata. All'ultima giornata nessun clamoroso non va. La gran botta! Non va. Oggi doveva essere una giornata di festa per il Vesna, invece ha vinto quell'Aris San Polo 2-1. Presidente, una grande amarezza, possiamo dirlo. Ma sì, grande amarezza perché con quello che abbiamo fatto da novembre, dicembre in poi, imbattuti, andare a perdere l'ultima partita è veramente un gran peccato. Chiaramente non è finito perché domenica abbiamo i playoff da giocare in casa, partita secca col Prosecco, per cui chiaramente oggi c'è un po' di amarezza, ma da domani si ricomincia a lavorare per preparare bene la partita domenica, che è fondamentale per comunque vincere e sperare di andare in seconda categoria. E allora niente festa a Vesna, la festa è a Gradisca, l'SM batte il Mladost 8-1, chiude con 55 punti in campionato a +1 dal Vesna, che ora dovrà vincere i playoff con il Prosecco e attendere eventuali rinunce dalla categoria superiore per salire. E poi la verità qua è che lo scherzo l'hanno fatto al Vesna, l'hanno fatto noi perché francamente con 1000 partite da seguire siamo andati in quella più scontata a vedere il Vesna, no? L'ISM alla fine festeggia, quindi ha sorpreso tutti. Pensa che 2 nomi, ISM e Vesna. Se penso a 20 e passa anni fa... No, meno di 20 anni fa. No, ma io ci giocavo col Vesna, ci giocavo contro in eccellenza quando era Azzano ed era una delle squadre più forti che c'erano. Cioè, Cermelli... Beh, ancora la possibilità di salire, intanto Gradisca fa un passo verso categorie che gli competono di più, quindi complimenti all'ISM. Domani parleremo di questo Aris che ha battuto il Vesna, lo faremo vedere, andremo con la sintesi, l'intervista, una parte l'avete sentita con il presidente Vidoni, colpo di giornata sicuramente. Io ho un altro non va anche però. Dimmi. Vivaira Uscedo è retrocesso in seconda categoria, me lo ricordo gli anni
in promozione, anche quest'anno era partito abbastanza bene, poi la caduta con la Virtus Roveredo che invece si salva, o meglio va al play-out. Però gli è capitato all'ultima giornata a Pasiano. Ha avuto sfortuna dato a Pasiano. Certo. No? Allora, guarda, a proposito di Vesna ti faccio vedere, tra le migliori parate c'è un nome, io neanche sapevo che c'era ancora. No. Sì. Stacchetto delle migliori parate. Ecco qua le tre migliori. Carli, che è un portiere che abbiamo conosciuto di grande qualità, qua guardate come l'ha recuperata. Buzan a Baruzzini, giornatona di Baruzzini, qua si distende bene Buzan che mette in angolo, e poi Gervasio che va a mettere in angolo questa conclusione dal limite. Bella anche questa. Si vota, Fornasiere. No, ad onore a Edwin Carli, io dico, anche perché è bella comunque, Edwin Carli. Paolini. Carli. Carli 2, Dea. Carli. 3. 4. Poker. E a proposito di poker siglato dal Codroipo al Fagagna, però Gervasio era tra le parate, anche poker di parate. Sentiamo cosa ha detto a fine partita a Gabriele Foscati. Però questo portiere, giovane protagonista, un 2008, parla anche di rappresentativa. Sentiamo. Allenarsi con giocatori importanti aiuta, perché More appunto mi ha dato una grande mano e anche il mister dei portieri sono stati veramente decisivi nella mia crescita. E intanto secondo me, oltre ai giocatori di grande esperienza, devo dire che i giovani sono sempre stati il top veramente. C'è stato un periodo in cui non facevamo punti, ma siamo stati un gruppo forte, abbiamo tenuto il più che potevamo e appunto abbiamo spinto, e il girone di ritorno ha detto la sua. Chiudo facendoti una domanda sul futuro. La carta d'identità ti aiuta, l'anno prossimo i 2008 avranno un ruolo fondamentale nei vari campionati dalla promozione all'eccellenza. Spero il prossimo anno quantomeno di avere un ruolo importante anche con la rappresentativa appunto. Quest'anno mi sono impegnato il più che potevo per raggiungerla. In Puglia non sono andato, speriamo il prossimo anno vada come deve andare. È un rammarico questo? Un rammarico no, però... Un obiettivo sì? Un obiettivo sì, ho sempre dato tutto, ho dimostrato, poi le persone prendono delle decisioni e ovviamente solo il campo può parlare. 4 parate molto belle, no? Bravissimo, è stato bravissimo, sabato ero lì, ha veramente parato. Sì. Io lo conosco perché era a San Giorgio ed era già un ragazzo, poi è un ragazzo splendido, veramente. Bene. A proposito, lo merita. Codroipo gran finale, come si diceva, tra le grandi protagoniste. La prossima settimana noi dobbiamo dedicare spazio a chi vincerà questa fantastica eccellenza, ma poi bisogna dare i voti, parlare di futuro, dobbiamo fare anche tutta quella parte. Ultima nomination, perché con le campionate si chiudono le nomination, quindi ci manca l'ultimo miglior gol dell'anno, miglior gol Pneus Friuli, vediamo. Caldarelli, grande protagonista del Pasiano, l'uomo di qualità del Pasiano, quando fa gol, tra l'altro li fa molto belli, potenza, precisione, la mette sul palo lontano. Zorzetto, ne abbiamo parlato in questa puntata, ha vinto il miglior giocatore, però questo è anche un gran gol, perché difende palla, la porta via e poi va anche con il tocco sotto. E infine Oti della Juventina, che sul suo campo fa partire questo destro imprendibile, bellissimo, un giocatore che ha queste giocate e chiude l'annata con questa grande conclusione. Tomei? Ma visto che Zorzetto abbiamo già premiato, sì, io direi Oti. Oti. Concordo col mister, 2. per la stessa ragione. Paolini? Zorzetto. Zorzetto 2-1. Oti. E Oti vince 3-1. E quindi Carli miglior parata,
Oti miglior gol, Butro miglior squadra, Franco Martin miglior allenatore, Zorzetto miglior giocatore. Sono le ultime nomination. E poi cosa faremo? La prossima settimana al Nord Hotel premieremo i migliori di fine stagione, sceglieremo i migliori in assoluto e poi in attesa poi della festa di giugno di Tuttocampo, 26 giugno a Gemona, quando saranno premiati tutti i migliori protagonisti assoluti di questa stagione. Una stagione fantastica che vi stiamo raccontando, che continueremo a raccontarvi, siamo in onda sempre, non vi resta che continuare a seguirci e questa eccellenza indimenticabile, questo ultimo turno avevamo le immagini di tutte le partite e quindi un omaggio finale all'eccellenza. Vi lasciamo con questa clip dove vi rivedete le sintesi di tutte le partite dell'ultima di campionato. Ogni società con un suo obiettivo raggiunto o meno, ogni società con una sua storia, con una classifica finale che commenteremo dopo lo spareggio per dare anche i voti a questa splendida stagione e quindi vi lascio con questo ultimo turno di eccellenza che abbiamo raccontato quasi sempre mostrando tutte le partite. Grazie ai collaboratori che sono fondamentali per questa stagione davvero impegnativa, ma credo cercata di raccontare al meglio. Grazie a Simone Fornasiere. Grazie a te, buona serata. Grazie a Nicola Paolini. Grazie e complimenti a te per tutto questo. Grazie Nick. Grazie a Stefano De Agostini. Volevo farti lì i complimenti, invece mi ha anticipato. Vabbè, vi ringrazio. Ma tanto ci rivediamo. Ne abbiamo fatti già tanti. Sì. Ermanno Tomè. Grazie Massimo. Tanto ci rivediamo. Grazie. Abbiamo ancora cose da raccontare. Non fai fino a maggio? Te ne vai? Dove vai? Me ne vado. Vai in ferie? Ah sì, salutiamo e ringraziamo Simone Fornasiere allora. Facciamo i complimenti a Fornasiere. Fagli i complimenti. Addirittura. Se ne va in ferie. In ferie, giusto. La prossima giusto. settimana? Lunedì parte. Non può essere ferie per sempre. Quindi, 2 settimane? No, ma fai solo fino a maggio, in teoria fino a fine maggio, però ci rivedremo, abbiamo altre occasioni, abbiamo le puntate speciali. Io salutavo terzo tempo, ti ringrazio per avermi invitato. Uno sperava che andasse via definitivamente. No, perché se è stata una stagione indimenticabile perché c'è anche Fornasiere. Ma ci mancherebbe. Per le feste ritorna. Sì, torna per giugno, per il grande giugno di A Tutto Campo. 3 appuntamenti con A Tutto Campo per raccontare la stagione e festeggiarla, ve lo racconto a breve. Adesso vi lascio con rivedere l'ultimo turno dell'eccellenza, grazie a Francesco Zilli e Alessandro Firmonte in regia. Ciao! Per l'ultima giornata del campionato di eccellenza si incontrano 2 squadre che hanno fatto la lotta per la salvezza fino all'ultimo possibile. Per il Chiarbola Ponziano ormai già retrocesso, padrone di casa l'ospite è la Pro Gorizia, che invece non è ancora sicura di potersi giocare i play-out. Parte molto bene con la girata di Padovani verso Dembélé, alza troppo la traiettoria il numero 11, poi dagli sviluppi di un corner, pallone allontanato male dalla difesa, c'è subito pronto Denis Javara per il gol dell'1-0 della Pro Gorizia, a girare col mancino verso il palo dove non può arrivare Dagnolo, superato per l'1-0 della Pro Gorizia nel primo tempo, che conclude sempre in avanti con la corsa di Dembélé, tutto solitario, punta un po' troppo il primo palo, stringe troppo la traiettoria del suo destro. Nel secondo tempo riparte forte la squadra ospite con la conclusione di Portesi, finisce alta di poco, poi è Stipancic dalla punizione, prima si fa chiudere da Zitani con i pugni, poi sempre Stipancic di testa, doppia parata per Alessandro Zitani che controlla però il possesso dall'altra parte, fuga solitaria, poi Dembélé, neanche un rigore in movimento, ancora più vicino, si divora il gol del potenziale 2-0 e dall'altra parte un minuto dopo la fuga di Schiavon sul colpo di testa di Kasseler, che poi ci rimette di nuovo la testa, questa volta in maniera decisiva per trovare il gol del 1-1 per il Chiarbola. Grande stacco da parte del capitano che trova una segnatura nell'ultima partita in eccellenza per il Chiarbola, almeno in questa stagione. Poi 2 minuti dopo ci pensa Ibio Oti a trovare il gol del 2-1, ribaltato alla Pro Gorizia in pochi minuti. Sempre anche qui presente Kasseler con un suo colpo di testa da un rinvio dalla propria metà campo. Verso il finale una palla messa in mezzo, riproposta da Clemente, trova Thiago Portesi da pochi passi, la girata, la mezza rovesciata per il gol del 2-2, la rivediamo seppur un po' nascosta la girata del numero 10, poi è Diego Spadera ad offrire ancora per Thiago Portesi, la grande risposta da parte di Dagnolo che riesce a metterci le mani sul risultato. Altra opportunità con Javara, ancora chiuso da Dagnolo e basta così, tra le due non c'è nulla per dividerle. 2-2 adesso la Pro Gorizia deve andare a pensare ai play-out contro il Fiume Veneto Bannia. La Sanvitese è salva, miglior classifica avulsa ai play-out, il Fontana Fredda che giocherà contro il Rive Fraibano. La Sanvitese basta il pareggio con il Rive Fraibano, prima occasione per i biancorossi, Fraschetti sfiora il palo, Rossi va via con il sinistro, si distende e para
Alessio, poi brava la difesa a salvare e si chiude così l'azione della San Vitese che continua ad attaccare, lo fa bene con Cendron. Altra giocata vicino al gol, la squadra di Rossito non va. E allora ci prova con questo destro che sfiora il palo. Dall'altra parte la squadra di Lizzi. Degano dalla conclusione, la punizione per la testa di Boskovic che non inquadra la porta. Nella ripresa trova solo l'esterno della rete Venaruzzo. Ci prova Rossi, anche lui sfiora il palo. Vuole trovare il gol la squadra di Rossito. Guardate che occasione per Cendron, la traversa, poi Alessio. Nulla di fatto, si chiude 0-0, il risultato più gettonato di questa stagione complicata per la San Vitese, ma stavolta basta per esultare. Giù il sipario sulla stagione di Tolmezzo e Forum Iuli. Non riesce il sorpasso alla squadra di Monorchio che resta ferma a 38 punti. Potrebbe essere l'ultima con la Forum Iuli sulla panchina per Monorchio. Confermato invece Mister Radina. Il Tolmezzo sale a 43 e chiude al 10° posto. Ci prova Sabidussi dalla distanza. Mette in angolo un attento Bruno. Poi ancora Sabidussi dietro per De Blasi che riesce a penetrare scambiando con Motta anche con un po' di fortuna sul tocco di campanella. Poi c'è una spinta. L'arbitro non la segnala, può andare a calciare De Blasi che con il sinistro mette all'angolino, gol convalidato 1-0, esulta De Blasi. Il pareggio della Forum Iuli con questa azione di Msafti che va via Faleschini, pallone giocato da Msafti che buca Cristofori, non attento sul suo palo, arriva così l'1-1 con Msafti, pareggia la Forum Iuli. Poi prolunga Motta per Nagostini, sempre nel primo tempo, l'occasione del nuovo vantaggio del Tolmezzo. Bravo Bruno a fermare l'attaccante. Siamo nella ripresa e qua è in attacco il Tolmezzo, prende palla la Forum Iuli, il lancio, distratta la difesa di casa e ne approfitta Gasci che batte così Cristofori. 2-1. Vantaggio della Forum Iuli, chiamato alla rimonta al Tolmezzo, eccola qua, con Andrea Osso che scambia con Cucchiaro e fa partire il destro all'angolino, pallone perfetto, palo e rete del pareggio, una pedina che è mancata al Tolmezzo. Osso e lo vediamo insomma subito con la sua qualità, trovare questo gol del 2-2, distratta la Forum Iuli che riparte da metà campo ma si fa rubare palla da Nagostinis che poi spara con il destro, il vantaggio del Tolmezzo 3-2. Reazione della squadra di Monorchio sul secondo palo, riesce a colpire Litorale, attento Cristofori, poi l'affondo sulla sinistra di Sicco, riesce a mettere al centro Nagostinis, da lì poi non può sbagliare, non riesce la prima conclusione a Sabidussi, il pallone arriva al Bomber che chiude con 16 gol in campionato in eccellenza, stagione da incorniciare per lui e infatti piace ad alcune squadre di Serie D. Poi arriva la rete del 4-3, sigla l'ultimo gol per la Forum Iuli, Lavagna. Si chiude così la stagione di Tolmezzo e Forum Iuli, 4-3 per i padroni di casa, protagonisti di un campionato assolutamente positivo. Il Codroip è una delle magnifiche del girone di ritorno del campionato di eccellenza, quota 44 punti per la squadra di Salguer che chiude alla grande 4-0 in casa della Profagagna, vantaggio al 16°, corner di Coluccio, flipper impazzito, Pontoni ben appostato, fa 1-0. Siamo già nella ripresa, grande azione questa manovrata con il triangolo tra Coluccio e Pontoni, ancora cross del numero 10 per Bianco che in bello stile col mancino chiude l'azione fantastica e fa 2-0. Al 21° della ripresa, sempre dalla sinistra, il Codroip cala il tris, questa volta Corradin lavora bene, appoggia per Coluccio, la difesa in qualche modo devia ma poi Pontoni riesce a difendere questo pallone e in girata beffa Nardoni sul primo palo. Infine al 48° arriva anche il poker cross di Facchinuti che è troppo lungo, lo raccoglie sul secondo palo da Silva, il numero 8 cross a sua volta per la testa di Cherubin che questa volta va in cielo, colpisce e fa 4-0. Grande vittoria per il Codroipo che viene così ricompensato per l'inerzia di una stagione completamente rovesciata e per il buon lavoro sui giovani. Il Chios chiude il suo campionato a 52 punti, resta fermo a 55 il Cras, partita
Divertente festival del gol, parte il Kras con questa conclusione da fuori di Peric sotto porta. Pitacco fa 1-0, attenzione a Baruzzini, sarà la sua giornata, il sinistro alto, poi Mazzon mette in area di rigore Innocente, aggancia, si gira col destro ma non trova la porta, calcio di punizione dal limite, da lì Baruzzini fa partire la bomba col sinistro, Buzan infilato, gol del pareggio del Kions, poi nuovo vantaggio del Kras. Il lancio di Male, l'incomprensione in fase difensiva tra Pavan e Citron e la rete di Barisic. L'errore di Gruden che gioca indietro con Kolenc, il fallo su Alcantara, l'arbitro estrae il cartellino rosso, Kras in 10 e alla mezz'ora Baruzzini dipinge un'altra traiettoria bellissima, fa 2-2 e il primo tempo si chiude così con gli applausi per il Baru. Una ultima gara al Tesolinda, protagonista, va per la tripletta nella ripresa, altra punizione dal limite, lo ferma la traversa. È un secondo tempo con il Kions che attacca e dilaga, lo scarico dietro per Pavan, sigla lui il gol del vantaggio, 3-2 Alcantara, poi dietro per Baruzzini, stavolta è Buzan a negargli la tripletta. La ripartenza in fase difensiva del Kras da dimenticare, va in anticipo Casella che gioca per Alcantara che non sbaglia, poker al Tesolin, esulta Alcantara, non è finita perché il Kras è ormai già in vacanza e in fase difensiva lascia passare un altro pallone, prolunga di testa Alcantara per Baio, 5-2. Si chiude così il campionato del Kions con questa cinquina, forse ad entrambe restano i rimpianti di non essere state totalmente protagoniste. Il Tamai chiude quinto con 56 punti, la Juventina settima con 52, Furie Rosse in vantaggio con Grizzo, poi però rimonta la Juventina di Mr. Visintin con Oti che mette in rete col destro e poi soprattutto si inventa la grande conclusione che vale il 2-1. Magia di Oti per chiudere al meglio questa splendida stagione. La Juventina vince la Coppa Italia, chiude settima in eccellenza. Allo Zaccaria va in scena l'ultima giornata per Muggia e Fiume Veneto Bannia. Il Muggia che vuole consolidare il quarto posto dietro alla top 3 che si è giocata al campionato. Fiume Veneto Bannia che ancora nei discorsi per i play-out. Parte forte con questa soluzione in mezzo, deviazione di Chiavone. Poi la conclusione di Davide Di Lazzaro che viene chiusa dalla difesa. Dall'altra parte invece sbaglia Crevatin. Un pallone molto pericoloso come quello di Cofone che invece trova la porta. Plai risponde prontamente. Bance dall'altra parte, fuga personale su Angelini. Poi chiuso in maniera abbastanza importante da Sergi di fisico. Tra area di rigore invece uno scontro irregolare tra Peschiutta e Cofone che finisce a terra, calcio di rigore per il direttore di gara che punta il dischetto, ci va Tobia, Sergi dal pallone lasciato gli dà Cofone e piazza con il mancino, aveva intuito Plai ma non basta, trova il suo primo gol in questa stagione, il capitano del Muggia va a festeggiare anche con la sua famiglia sotto agli spalti. E riparte forte il Muggia da dove aveva lasciato dopo la rete dell'1-0 con Crevatin che un'altra volta una grandissima occasione, peccato non sfruttarla nuovamente per il 9 nel secondo tempo. Riparte con Barattini, la soluzione il Fiume Veneto Bannia non troppo invitante, poi tocco con il braccio da parte di Zetto non ravvisato dal direttore di gara, sembrava essere proprio così. Dall'altra parte scappa via il Muggia, colpo di testa di Ciriello entrato nel secondo tempo, colpisce il palo, il pallone che danza sulla linea ma non vi entra dentro. Dal susseguirsi di questo corner, prima il colpo di testa di Cofone sull'incrocio dei pali, altra opportunità, Cofone a vuoto, Ciriello la gioca al meglio e conferma il posto da capocannoniere del campionato con il 2-0, pallone schiantato sulla traversa da Sellan nel susseguirsi dell'azione, l'uscita di Ion e poi a provarci Salvator che mette fuori nel finale. Basta così, dopo quest'ultima opportunità al volo da parte di Toffolo, si conclude con il Fiume Veneto Bannia che giocherà i play-out contro la Pro Gorizia. Il Muggia invece consolida ancora di più il quarto posto.
L'LME supera il Fontana Fredda, ma non basta, servirà lo spareggio con il Pordenone per il passaggio diretto in Serie D. È squalificato mister Andrea Barbieri, che segue i suoi da dietro le panchine. L'Avarian Mortean trova subito il vantaggio con questa triangolazione Ruffo per Lirussi, che brucia sul tempo Tellan, poi con il piattone destro fa 1-0, supera Mirolo, va a festeggiare il capitano dell'Avarian Mortean per la prima rete, non sarà l'unica di giornata, la rivediamo adesso, lo scatto bruciante nei confronti di Tellan, poi il piattone destro è 1-0 dopo 7 minuti di gioco in favore dell'Avarian. Reagisce però il Fontana Fredda con il passaggio di Bottani per la corrente Iacono, il suo tiro con il destro, respinge con i pugni Peressini, ancora l'Avarian Mortean che trova il raddoppio, Bolgan servito da De Anna va a scambiare con Lirussi che veste i panni dell'assistman. Bolgan anticipa l'uscita di Mirolo e fa 2-0 già nella prima frazione, gol da attaccante vero, quello dell'argentino che sembra poter chiudere i conti. Lo rivediamo, lo scambio con Lirussi che protegge benissimo palla, poi il tocco ravvicinato con il destro, 2-0 LME. Reagisce ancora però il Fontana Fredda, Fabris per Stisio, ex di giornata, destro alto, lo schema poi da calcio di punizione, De Anna per Bolgan che si destreggia, vede Zanolla dentro l'area, il destro di quest'ultimo alto sopra la traversa, nella ripresa sarà tutt'altro Fontana Fredda che la riapre subito con Scappin da poco in campo, servito da Stisio, il diagonale che passa sotto le gambe di Foschiani, riapre i conti, è davvero padrone del campo il Fontana Fredda, ancora Scappin che si accentra, va al servizio per Cotti Cometti, si salva Foschiani, salva l'LME, ma attenzione a cosa succede poco dopo, perché attacca il Fontana Fredda ma riparte così e fa malissimo l'Avarian Mortean con De Anna che pesca, ancora Lirussi che brucia, ancora sul tempo Tellan e scarica in rete il destro del 3-1, il destro che riporta al doppio vantaggio l'LME. Lo vediamo, non c'è partita sulla corsa, Lirussi fa 3-1, non demorde però il Fontana Fredda nel recupero, Manzato servito da Cesarin riapre ancora i conti con il diagonale che supera Peressini, prova a crederci allora il Fontana Fredda, ma in ripartenza è ancora l'LME a sfiorare il gol con Campana che controlla, impegna Mirolo che devia in calcio d'angolo, è l'ultima occasione, LME allo spareggio, Fontana Fredda al play out con il Rive Flaibano. Il Pordenone al Bottecchia batte la capolista 3-2 che chiude terza in classifica. Beffa per l'UFM di Zanuttig, sogno per i neroverdi che potranno giocarsi la Serie D dopo un solo anno di eccellenza e 2 dalla ripartenza. Sarà sfida con l'LME. Il gol di Zorzetto apre le danze, bellissimo il suo colpo sotto col sinistro, l'errore però evidente di Moratti che non riesce a gestire la marcatura, poi perde palla a metà campo. Il Pordenone Aldrigo va da Luccheo e l'altro grande protagonista della stagione non sbaglia nel primo tempo, però questa rimessa laterale dei neroverdi non riesce ad allontanare l'UFM e allora ci pensa Zamuner. 2-1 ed esultanza sotto la tribuna del Bottecchia. Poi Toffoli servito da Zorzetto viene fermato da Cesselon che non riesce a allontanare del tutto, poi Zorzetto anticipa Sorcian, 3-1, troverà il 3-2 su rigore con Bertoli l'UFM, ma non basta, si chiude così il campionato di eccellenza. Pordenone LME primi, UFM terza.